Recording is on. Non lo so. Ora comunque leggeremo dei libri, vediamo un po' cosa dicono. Allora, in questo sunto che avevo fatto io a suo tempo, nel 2016, a pagina 59, io avevo scritto così. Il passaggio dal latino alle lingue romanze ha portato alla perdita del neutro, cosa che non mi ricordo e non sto riscontrando, perché in un altro libro dice che il neutro c'è anche in siciliano. È vero che c'è nel siciliano il neutro? Boh, che possedeva anche il greco. Infatti i nomi nella lingua siciliana sono soltanto di genere maschile e femminile e di numero singolare o plurale, senza il duale del greco, con desinenze in u, a e in i per il singolare ed in i e in a per il plurale. Sono proprio comuni e possono designare persone, animali, cose, entità astratte, azioni, eccetera. Una cosa che io noto e che ho messo qua e ho evidenziato nel mio scritto è che è errore gravissimo scrivere in siciliano o in qualsiasi vernacolo o dialetto siciliano nomi che terminano in no. E purtroppo si assiste a giurie che premiano liriche che presentano anche ripetutamente tale gravissimo errore. Se noi prendiamo delle poesie scritte in vernacolo dai vari poeti, tanti scrivono il siciliano e lo fanno finire in no, tipo Castello. Castello dovrebbe essere. No, aspetta, un altro esempio. Ditemi qualche parola in siciliano. Uomo. Uomo. E Finisce in u. Uomo. Uomo. Finisce no. Uomo finisce no. Il nome. No, uomo. No, finisce in u. Omu. In siciliano? Certo, e io dico in siciliano i nomi, nessuno finisce no, né singolare né plurale, invece alcuni scrivono le parole in no, alcuni lo fanno, capito? Vabbè, questo è errore, è impossibile che ci siano nomi siciliani che finiscano in no. E poi continuavo, i nomi che al singolare terminano in u sono di genere maschile, ma sono femminili, tipo Soru, Manu, Figu. I nomi che al singolare terminano in a sono di genere femminile, i nomi che al singolare terminano in i possono essere di entrambi i generi. E questa era la mia super schematica ricerca di anch'io. Ma qualcuno mi ha dimezzato la luce. Scusate. Allora, andiamo a noi. Dal libro di Arturo Messina. Grammatica sistematica. Dove l'hai presi questi libri? Li hai comprati? Bella domanda. Allora, questo libro me l'ha dato, credo, direttamente Arturo Messina. Mi pare. O me l'ha regalato Giuseppe Ladelfa. Perché Arturo Messina era di Siracusa. Arturo Messina, non so più che fine ha fatto, spero che sia ancora in vita, perché qua stanno morendo tutti. Ha partecipato al nostro convegno di lingua siciliana che abbiamo fatto al Salone degli Specchi, quando ha partecipato anche Salvatore Camilleri. Se voi guardate al nostro sito, c'è anche la registrazione di allora. Sì. C'è il video su YouTube, sì, con l'intervento del duo. Che devi cercare nell'associazione video? Allora, aspettate. Ora ve lo cerco subito in diretta. Aspetta che prendo la luce, che non si vede più. Allora, dunque, nel nostro sito, alle voci laterali, convegni lingua siciliana. Convegni lingua siciliana. Ecco qua. Nel nostro sito su Facebook.
Allora, a questo link, copia. Dunque, ve lo metto il link, Mettilo su WhatsApp, lo metto sul su WhatsApp, gruppo. sul gruppo Sì, WhatsApp. esatto. Allora, Così lo guardiamo speriamo più che non si facile. chiude la diretta. Ma su WhatsApp sono tantissimi. No, Dove lo alla metti? chat del seminario. A questa chat dove ci colleghiamo. Allora, lo posso mettere anche qua. In Allora, incontri, se no. allora, nella chat qua lo metto sia qua. Eh. Buonasera, ci siede. Ah, Flavia Grifolla aveva scritto. Allora, l'ho messo qua, nella chat di dove siamo sintonizzati. L'avete visto? No, perché sono Allora, collegata. Aspetta. i simboli che ci sono sotto, uno è il microfono, uno è la videocamera, uno è condividi, il quarto microfono, dove dice chat. Aspetta, Se vediamo. voi fate la quarta icona da sinistra, ok, vabbè, lo metto pure qua, aspettate. Seminario. Flavia, io ho firmato quando hai messo il link, ma non so se sia andato e firmato. Per favore, boh, non ho capito che firma dice. Dove hai messo, dove hai messo Sì, sì, questa? lo devo aprire, scusate un attimo. Ecco Va qua. bene. Ecco qua, l'ho messo. E allora ci Abbiamo sono diversi video. nell'associazione In questa ecco, pagina, convegno in lingua. Ho eh, capito. in questa pagina ci sono, aspetta che ora non so come ritornare da voi, vi ho persi. Oh mamma mia, che No, ma sei complicazione. collegata. Lo so, ma non so da dove, forse è questo, ecco qua, ok. Allora, abbiamo detto che era Arturo Messina, ha partecipato anche a Messina e devo dire che io allora quando ho studiato il siciliano l'ho studiato più che altro sulla grammatica di Camilleri e su questo libro qua di Arturo Messina, anche perché ancora Vito Lumia non l'aveva finita la sua grammatica, perché ci sarebbe anche la grammatica di Vito Lumia. La grammatica di Vito Lumia, questa qua è tutta scritta in siciliano, però è uno troppo lungo, troppo. Cioè, pensate un po' dei nomi, io vado semplificando perché se noi allunghiamo e approfondiamo, già è difficile per alcuni capire, cioè noi abbiamo bisogno di essere più schematici possibili. Qua invece parla dei nomi, perché poi ti spiega la grammatica anche dal punto di vista dell'italiano. I nomi, aspetta, i nomi astratti, i nomi composti, i nomi Ma poi ci collettivi. sono anche, ma poi ci sono anche le desinenze col diminutivo, vezzeggiativo, e che questi Sì, sono anche importanti. sì, e c'è qua dove spiega come. Allora, per favore, qualcuno di voi può scrivere nella chat di WhatsApp e rimette il link di dove siamo, perché c'è qualcuno che si vuole collegare e mi stanno telefonando. Se mi telefonano io non posso andare avanti. Per favore, gestite voi la cosa. Non so perché io ho messo il link, che ci voleva cliccare sul link ed entrare e nessuno è capace di farlo. Allora, come dicevo, Arturo Messina dice: il nome in siciliano ha le stesse caratteristiche che ha in italiano, quindi si distingue per il genere, il numero e può anch'esso essere concreto, astratto, primitivo, derivato, alterato, composto, difettivo, sovrabbondante, collettivo, comune proprio, declinabile e indeclinabile. Per quanto riguarda il genere, il neutro si riscontra più frequentemente che in italiano, essendo la lingua di mezzo tra l'italiano e il latino. Ecco l'incongruenza di quanto avevo ricercato io a suo tempo. Da me risultava che il neutro non esisteva, invece qua dice che si riscontra più frequentemente. Sono di genere neutro molti nomi di frutta: upumu, ipuma, usciolo, usciola, upiru, ipira, upircocu, ipircoca, non so che cos'è. Che cos'è il pircoco?
Angelo, Adicocca. Ah, vero. Pirco, Vididi. Cioè, vedi tu a volte i nomi siciliani da come sono scritti. Perché io dico Uprcovo, Aprcova, cioè invece qua è infatti, Pircovo e Pircova. Non so come lo dite voi a Palermo, l'albicocca, Angelo. Avarcoca, no, Come? noi Agricopa. Varcoca, Parcoca? Come? Parcoca. Parcoca. Varcoca. Hai capito? Non lo sapevo Noi io. Agricopa. Noi qua Agricopa. Pricova. Anna Maria, tu come... Però vedi, c'è questa, è la metatesi, come abbiamo studiato l'altra volta, perché da Pircocu, Pir in Pri, noi Ma no, è Cri, non è Pri, è Cricopa. no, Pri, Copa. sì, sì. Noi Cricopa diciamo. Vedi perché foneticamente, quando uno non lo scrive il siciliano, foneticamente fa mille cambiamenti, capito? Esatto. Perché Copa. basta che so che tua nonna o tuo nonno, da cui tu hai sentito questo termine, lo pronunziava un po' che sembrava C e ora tu pensi che era C, ma in realtà non è. Esatto, io Cricopa sapevo, non Pricopa. Allora, vedo che si è collegata Antonella Colonna Vilasi, ma non ti vediamo. Ti leggiamo, ma non ti A vediamo. Messina si dice Piccopa. Come? Ok, ciao, buona serata. Allora, andiamo avanti. Upartuallo, Ipartualla. Sapete cosa sono i partualli? Le arance. Ok. Arance. Ulimiuni, limiuna. Gniuni, No, gniuna. lumiune. Limiuni, limiuni. Lumiune. No, limiuni. Vabbè, Lumiuni. vedi? Lumiuni. Lumiune. Un lumiune diciamo noi, un lumiune. Qua diciamo lumiune. No, un lumiune. È cambiato perché è con la I in effetti. Comunque ci sono, quando si hanno queste incertezze, ci sono i dizionari etimologici che uno può cercare il termine dal punto di vista etimologico, come era all'origine, come si scriveva all'origine. Poi gnuni, gnuna, agnuni, agnuna. Tuttavia ce n'è alcuni che sono al femminile nel singolare e maschile nel plurale, come acirasa, icirasi, le ciliegie, la vigna, i vigni. Anche molti altri nomi comuni sono di genere neutro, hanno il plurale na come i neutri latini, ulinsolui, lenzola, un milioni, du miliuna, uburtuni, milioni, soldi, milioni. 2 milioni con la I. No, un milione. E al I singolare milioni. fa con la I. No, questi sono quelli che al plurale finiscono in A. Infatti il lenzuolo, quando tu dici lenzola, al plurale fa con la A. Un milione fa 2 miliuna. Miliuna, finisce in A. Uburtuni, iburtuna. No, Sì. Ubarcuni, ibalcuna. i barcuni. Uno. Un balcuni, i balcuna. Upigno, i pigna. Uligno, i ligna. Forse a Giampilieri si dice così, a Messina no. Infatti, Questo che sto dicendo io, Flavia? no, come dico io, Ah. a Giampilieri è così. Allora, la grammatica, questa è, lui è di Siracusa, però poi possiamo Ma fare... là a Siracusa c'è un altro linguaggio, Flavia. Ma comunque questi sono studiosi del siciliano, cioè della coine comune, quindi loro, e lui è siracusano, però loro si basano sul dialetto regionale, capito? Conoscono, cioè, le varie sfumature. E comunque noi però stiamo leggendo questo, poi magari ne leggiamo qualcun altro e facciamo il confronto. Anche molti altri nomi comuni sono di genere neutro, hanno il plurale in A come i neutri latini. Allora, questo l'abbiamo detto. Allora, addirittura Idda, Darissi, Mesta a 1 milioni è tratto dalla centona.
I nomi di genere promiscuo sono quelli che indicano anche in siciliano tanto il maschio che la femmina di un animale. Il serpente maschio o il maschio del serpente Cettina Caruso, vediamo che si vuole. dirà perciò in siciliano. Sì, siamo collegati. Ma già l'ho messo, l'ho messo in gruppi, c'è scritto seminario, clicca lì, l'ho messo già. Nel gruppo del seminario devi guardare. L'ho messo ora, l'ho messo. Aspetta perché che me lo forse lei è in ricordavo. qualche altra chat. Aspetta. Vedi, perché già siamo collegati. Incontri. L'hai trovato? Deve andare in chat gruppo siciliano. Sto mettendo in tutte le chat, digli di guardare Guarda, Flavia lo sta mettendo in anche tutte. nel direttivo, anche nel direttivo. Anche nel direttivo l'ha messo. Va bene, cara? Va bene. Ciao, ciao. Allora, soci, mettiamolo anche in soci. Scusatemi un attimo. Io l'avevo messo come mi hai detto tu. Ma infatti, ma siccome sanno che abbiamo una chat tematica per ogni cosa, Esatto. cioè è che si fermano solo in una, io non lo so perché. Pasquale Costo, Demmo, aspetta che glielo mando pure a Pasquale Costo. Pasquale Costo, ok, ne ho mandati un po'. Ora come ritorno a dov'ero? Mannaggia miseria, eccola qua. Allora, stavamo dicendo. Cettina Caruso si è collegata. Dove? Non la vedo. Ah, ok. Io la vedo. Ciao Eccola Cettina. qua. Allora, Ciao. continuo. Bisogna fare attenzione, come in italiano, con i nomi di genere comune quando si fanno precedere dall'articolo indeterminativo maschile, perché questo non si apostrofa mai, come la stessa regola vale anche come l'italiano. Esempio, un artista indicherà in italiano il maschio, mentre un artista indicherà la femmina, cioè un artista senza apostrofo, un artista femmina con l'apostrofo, perché i nomi femminili l'articolo si apostrofa, invece in quelli maschili no, come sapete. In siciliano avremo, vabbè, no. Questo è come l'italiano. Una come in italiano. No. Un non si apostrofa. Sì, come in italiano, come in italiano. Nella formazione non si apostrofa, uno si apostrofa. Al maschile non si apostrofa. Non si apostrofa. Al femminile sì. Esatto. Nella formazione dei nomi composti è evidente che si deve tener conto della trasformazione che avviene in siciliano. Il pomodoro, per esempio, è uvum maroru, i pomodori o i pomodori, ivum maroru, rimane invariabile. Cioè il pomodoro, come si dice nel siciliano, nel singolare si dice nel plurale in siciliano. Cambia solo l'articolo, capito? Cambia solo l'articolo. Pumaroro, il pomodoro, si mette la I, l'articolo I. Però qua lo dice sempre con la U. U pumadoru, I pumadoru. No, i pomodoro. Che ti devo dire? Qua lo dice così. In effetti pure io direi i pomodori. Appunto. Andiamo avanti. I nomi alterati si fanno mettendo la desinenza uzzu, questo è quello che tu evidenziavi prima, esatto. per il vezzeggiativo, azzu per il dispregiativo, eddu, tipo beddu, per il diminutivo, esatto. uni per l'accrescitivo, tipo cani, canuzzu, canazzu, cagnuleddu, canuni, esatto. facci, facciuzza, facciazza, faccidda, facciuna. Esatto. Di stuzza, di stazza. Canuzzo, cagnuzzo. Insomma, eccetera, eccetera. Poi anche i nomi sovrabbondanti si differenziano da quelli che troviamo in italiano e al plurale abbiamo solo il neutro, ufilu, ifila. Ad esempio, al plurale ha solo il neutro e manca del maschile, mentre in italiano abbiamo sia il maschile che il neutro, così pure ucigliu, iciglia. I nomi difettivi si accostano di più all'italiano ed abbiamo i causi,
sarebbero i I pantaloni, pantaloni. i forbici per le forbici. E questi sono difettivi perché questi così sono al singolare anche. Ciao Ignazio! Poi, malucchiali in siciliano è singolare maschile, mentre in italiano è plurale. Oltre ai forbici possiamo trovare a forficia come porta il titolo di un sonetto del Martoglio. E questo è per quanto riguardava Arturo Messina. Dunque, possiamo dare un'occhiata e poi lascio la parola a Caterina. Tu, Cettina, hai fatto qualche ricerca? No. No. Allora, questo qua pure è un po' più breve come quello di Arturo Messina. Questo sarebbe Camilleri. Camilleri che è uno di quelli più, secondo me, corretti, almeno più in sintonia con il mio modo di vedere. Il nome. Il nome è detto anche sostantivo perché indica gli esseri e le cose nella loro sostanza, è quella parte del discorso che designa persone, animali e cose, ma anche concetti, idee e sentimenti, che possono essere di genere maschile o di genere femminile, di numero singolare o di numero plurale. Vedi, questo non ci dà il genere neutro. Ciao Domenico! Buonasera, Stiamo non riuscivo a collegarmi. Stiamo iniziando a leggere Camilleri. Prima abbiamo dato un'occhiata su Arturo Messina. Allora, proseguo. È appena l'inizio. Al singolare i nomi maschili hanno spesso terminazione in U, ma abbastanza numerose sono anche le terminazioni in A e in I. Al singolare i nomi femminili terminano frequentemente in A, ma anche in I, molto raramente in U. I nomi con accento sull'ultima sillaba possono terminare con una qualsiasi vocale, eccetto la J. Di regola, il plurale di tutti i nomi, sia maschili che femminili, termina in I, ma anche in A, raramente in U. I nomi accentati sull'ultima sillaba restano invariati. Come fate caso, quella nota che io ho evidenziato nella nota che ho scritto sul lume siciliano, non finisce nessun nome in O. Nel siciliano nessun nome finisce in O. Molti invece poeti scrivono i nomi che finiscono in O, è errore gravissimo. Esempio, di nomi maschili terminanti al singolare in O abbiamo Arvulu, Botto, Carretto, Diavolo, Ebreo, Fumaloru, eccetera. Non li leggo tutti, se no. Tutti questi Vocabolario, no? tutti questi nomi terminanti in U, scelti a caso seguendo l'ordine alfabetico, fanno il plurale, come la grande maggioranza dei nomi siciliani, in I. Infatti, Arvulu, Arboli, Botti, Carretti, Diavoli, eccetera. Esempio di nomi maschili terminanti in A al singolare. Nativeta, banconista, camurrista, damista, ebanista, fatalista, giornalista, idiota, pure idiota, latinista, musicista, eccetera. Questi nomi, non molti in verità e tutti terminanti in eta e inista, fanno il plurale in I. Ini, esatto. Poeti, profeta, profeti, giornalisti, giornalisti, musicista, musicista. Mi viene da pensare al bellissimo raduno di Bagheria che stavamo evacuando il Non punto. lo fare pensare. Allora, l'ho perso Enrico. Dunque, Guarda il montaggio. si nota nel parlato anche la terminazione plurale in A, ma è da evitare. Il nome Trainara, cioè Trazzera, non lo sapevo che si diceva così, fa il plurale in I, sia in I che in A. Trazzera, Ciuzzere. sia in I che in A, in tutti e due i modi. Esatto. Esempio, di nomi maschili terminanti in I al singolare, animali, bracciali, cani, denti, eroi, tutti che finiscono in I al singolare. Restano invariati. Terminanti in I al singolare Rimangono invariati. fanno questi nomi che finiscono in I, fanno indifferentemente il plurale in I
e in A. Per i nomi terminanti in I al singolare è scorretto, anche se leggiamo spesso vasuna, mutura, pinzera. Esempio di nomi femminili terminanti in A al singolare, acchianata, balata, casa, donna, erva, famiglia, fanno il plurale in I. Esempio di nomi femminili terminanti nel singolare, afflizioni, bronchiti, cambiali, disposizioni, esagerazioni, fronti, eccetera. Fanno il plurale invariabilmente in I, nomi femminili terminanti in U al singolare. Sono 3 e precisamente figu, manu e soru. E restano invariati al plurale la figu, li figu, la manu, li manu, la soru, li soru. Cioè questi qua sono uguali sia al singolare che al plurale. I nomi composti con figu come becca figu seguono la regola. Come già accennato, i nomi maschili e femminili accentati sull'ultima vocale restano invariati al plurale, tipo l'ure, l'ire, la città, li città, la virtù, li virtù. Quindi quelli accentati che finiscono con l'accento restano uguali, al plurale non cambiano. La fatalità, li fatalità, La città, le città, la sono virilità, uguali. virilità, capito? Singolare e plurale restano sempre Questo è uguale. il nome può essere proprio di persona, di animale, di cosa, di città, eccetera, è comune. Sono nomi propri di persona, Maria, Simone, Giovanni, eccetera, Fido per i cani, Fra Diaulu per Chiatto, eccetera, di cosa per albergo. E niente, e questo qua dà come riassunto del plurale dei nomi, appunto, al singolare i nomi maschili terminano in U, A e I e fanno plurale in I. I femminili che terminano in A, I e U fanno plurale in A, in I, in I, in I, in U restano in U. E questo è lo specchietto. Ma Perfetto. guarda, c'è per esempio la pesca, che si dice la pesca, al plurale le pesche, con la E. No, con la I. Pesche. Sì. No, non c'è il plurale in E, non esiste, vedi? Non esiste il plurale in E, guarda. Vedi? No, non c'è in nessuna regola che dice che il plurale in E. La pesca, i In pesci. nessun qualche, testo. qualche cosa nel Noi lo vernacolo diciamo, io dico la pesca, i si può dire, peschi. ma Qua lo il diciamo, plurale è pesche. I, il Noi singolare diciamo è pesche. O generalmente, ma può essere anche A. Lo vedi perché, lo vedi perché è I importante? pesche, non diciamo i peschi, diciamo i pesche. No, i pesci. No, i pessichi. Pessichi. Poi diciamo i pesche. Al plurale finisce in I. Vedi perché è importante studiare la grammatica? Perché tu si vede che nel dialetto di Giampilieri, essendo un luogo ristretto, cioè non venendo spesso in città e confrontandosi dialettalmente con altri, vi siete un po'. Ma scusa, ma perché in dialetto dite i pessiche? Allora, I pessichi. allora, non so se tu c'eri alle prime lezioni. Nelle prime lezioni noi abbiamo detto qual è la differenza tra lingua, dialetto e vernacolo. La lingua è codificata e si conosce la grammatica ed è letta e scritta. Il dialetto comincia a essere più tipico di una zona. Il vernacolo è ancora in una zona più circoscritta, spesso non viene nemmeno scritto e viene solamente parlato. Quando tu una lingua la parli e viene solo sviluppata foneticamente, da bocca a bocca, quella sfumatura, si modifica e questo è il caso sicuramente del dialetto dove è Caterina, che nel plurale, lei per esempio prima qual era quella parola? I pricopi, non so Esatto. se lei è convinta che cioè lei dice i cripo, com'è? I cricopi, diciamo noi. Io ho sempre saputo Domenico, tu con come la lo P. dici? Tu come i pricopi Noi diciamo i e albicocche, cricopi. come le chiami? Cettina. Domenico, Sì? E come? come li chiami tu i cricopi?
Ipergropi. I ruvette, neanche diciamo i ruvette, no? Che chiamano i macchi, i ruvetti. No, Ma tutto il plurale, i frutti, il plurale tutti i tipi. no, i ruetti. Non c'è, a meno che... Noi ruetti, le albicocche, noi diciamo crecopi. Neanche chiamiamo... Io dico piccopa. Neanche chiamiamo i fraccoca. Fraccoca. Ecco, per Scina al plurale c'è l'articolo, la differenza dell'articolo, no? I fraccoca. Non diciamo i fraccochi, i fraccoca. Con la F, con la F di Firenze, Domenico. Fraccoca. Piccopa. Con la P. No, con la CRI, Copa. CRI noi diciamo. Cricopa, cricopi. Ma fraccochi. Ma dico qua nel vernacolo nostro le differenziamo con l'articolo, praticamente con l'articolo plurale i fraccoca. Cricopa, i crecopi. Così diciamo noi. Noi diciamo così, con la CRI. Domenico, CRI. Ma questo è una questione di vernacolo. Se noi parliamo di lingua siciliana, dobbiamo seguire una regola, no? Secondo la zona, perché appunto qua nel centro Messina Bettina, questo l'abbiamo detto nella prima lezione, che tutto cambia da paese a paese. Sì. Io direi, Flavia, una cosa, cioè dire, in quanto ai nomi ci sono, non so, una cosa, un oggetto, per dire ciotola, dalle nostre parti si chiama sciumura, a nostra banna e nel catanese si chiama in altro modo, nel parmesano, cioè dire, noi non possiamo fare che si dovrà chiamare soltanto in un modo. Va rispettato, se a Palermo la chiamano in un altro modo, a Catania in un altro modo, sì, ma noi come nome non bisogna, certo, la regola però singolare o plurale, cioè le regole vanno rispettate. Questo qua sulle regole scusa, non bisogna transigere. Scusa Domenico, allora preciso questo, noi non è che qui stiamo dicendo il nome, se si dice Pircopa o Pricopa. Noi stiamo dicendo le desinenze, qual è la regola? Bravo, perfetto, e questo qua, su questo noi dobbiamo, giusto. Quando finiscono con una vocale al singolare, solitamente qual è il plurale? Giusto, sono d'accordissimo su questo. Ma poi d'accordo, sono pienamente d'accordo. Io ti ho chiesto come chiami tu le albicocche, perché è nata questa differenziazione con Caterina che diceva di chiamarle con la C. Ora io ho qua questo dizionario, un dizionario, uno dei più importanti, il dizionario etimologico, e stavo cercando sti Pircopa. Perché a questo punto, perché qua ti dice tutto. Io ho il traina come vocabolario. No, vabbè, questo è proprio il massimo del. Allora. Quale hai tu? Quale hai? Questo qua allora mi è costato un botto, l'ho comprato sul sito dell'Università di Palermo, del Centro Studi Filologico bla bla bla, di Varvaro, il dizionario etimologico di Varvaro. Capito. Ma è prima di quello del traina o dopo come data? Datato? Non mi ricordo. Io l'ho studiato. Traina è del 1860, praticamente questo vocabolario l'hanno fatto subito dopo che si è passata all'Unità d'Italia per farci tradurre il siciliano in italiano. Allora, l'hanno fatto al contrario dall'italiano in siciliano, perché non interessava. Interessava che la Sicilia si parlasse l'italiano. Volete vedere chi aveva ragione Caterina? Quanto prende il primo volume e vado nella C. Ma per sentirvi la voce più forte, cosa devo fare? Io l'avevo massimo il volume. E lo devi mettere al massimo.
Non dipende però dal volume del mio telefonino. Ma noi ti sentiamo bene. Ma me lo dice Domenico. Carina, Ah, sì? Cricopa. BC. C-R-I. Aspetta, vediamo con la C. Cri. Mizzica ci saria da ridere. No. Ma che susto? Cricova, parlavamo di albicocche. Albicocche, lei li chiama cricopi. Cricopa. Questa mi è nuova. Certo, paese che Io è la prima volta vai, che lo sento. paese che vai, come si dice, usanza che trovi, Usanza che anche trovi. dialetto che trovi, però. No. Crivo. Niente, non si trova. Ecco io. Crivazzo. E vedi se trovi Pricopa. Lo cercavo prima e non lo trovavo, quindi per questo. E trova Fraccoca, vedi se c'è Fraccoca. Con la F. F, sì, FRA, Fraccoca. Vericoca. FGHILMN, mannaggia la L'ho trovata, Cricopa albicocca. Brava, perfetto. Cricopa è un termine di origine siciliana che significa albicocca. Benissimo. Termine può presentare varie forme, tra cui cricopa, carcopa, pircopu, chiricopu. Ecco, l'ho trovata, ma all'inizio è cricopa. Sì, Caterina, perfetto. Io ti dico questo qua, dico uno stesso nome, uno stesso soggetto, si può chiamare ogni cosa, ma sì, lo so, Domenico, però sta a vedere all'origine qual era, perché un'origine doveva avercelo. Guarda, secondo me, a seconda dei popoli che abitarono nelle varie zone, ognuno aveva un suo modo che è rimasto. No, non Allora. può essere, perché non è che è completamente diverso il termine, è molto simile. Quindi simile, è certo. chiaro che ha avuto una. In greco è vericoco. Come? In greco è vericoco. Con la V. Con la V. È scritto con la beta, ma si pronuncia V. Sì, ma può darsi che sia origine araba o d'origine latina. L'arabo. Perché Molto probabilmente sono passati così tutte, tedesco, inglese, francese. La Sicilia il siciliano è il prodotto di tutte le lingue classiche, dal greco al latino, al francese, al tedesco, Compito per allo casa, spagnolo. fate questa ricerca dell'origine etimologica dell'albicocca in siciliano. Qua, io l'ho trovata e te la mando, qua è. Ok, va bene. Potrebbe essere pure, Flavia, che chi l'ha sentito la prima volta, che l'ha scritto, forse non sentiva bene e ha cambiato le parole. Ma perché? Come succede a volte al comune che tu fai un bambino, lo registri con un nome e quello ti mette un altro nome. Sì. È probabile pure questo. Tutte le varianti. Ma un conto è pure col nome, ma ci sono state famiglie che gli hanno cambiato il cognome. È simile come suono, Per esempio, Cricopa. mia nonna usciva Buonocore di cognome e invece suo fratello era Bonocore. Secondo me della sorella. Molto probabilmente che c'è stato un ascolto di qualcuno che aveva problemi. Amanuensi, allora scrivevano a mano tutti i certificati di nascita, di morte, li scrivevano a penna. Quanti ce ne sono cognomi sbagliati? Cucca, Cucca. Sì. Io conosco una famiglia che ha figli con Cucca e figli con Cucca. Sì. Sì, ma dipende da qui, quando hanno fatto la dichiarazione della nascita, quello che come ho sentito. Il padre sicuramente l'ha detto giusto, quello che l'ascoltava avrà sentito sbagliato. Ecco, certo, quello che l'ascoltava, quello che lo dovevo scrivere ha sentito in quel modo e l'ha scritto in quel modo. Ce ne sono tanti di questi nomi.
Caterina, che fai? Leggi questa relazione o la leggo io? La leggi tu? No, leggila tu, leggila tu. Allora, la ricerca che ha fatto Caterina, che poi io l'ho preso uguale perché esce su Google, è questa qua. In generale il nome nel siciliano segue regole e strutture analoghe a quelle della lingua italiana. Esistono nomi propri e comuni di persona, di animali, di cosa che possono essere maschili o femminili, singolari e plurali. Il singolare maschile generalmente ha come desinenze u o i. Vediamo se uguale, scusate un attimo. Qual era? No, non era questo. Mi sono persa. Aspettate. Qual era? Vabbè, poi lo guardo perché non so. Ah, giusto è Flavia. No, mi sono persa, avevo quel libro che aveva lo specchietto, qual era? Il Camilleri, dove l'ho messo il Camilleri? Che stufato. Vedi, Allora, giusto. Flavia, talvolta il plurale viene trasformato in A. Sì, ma Per infatti dire ora che lo so, diciamo. Allora, il singolare maschile generalmente ha come desinenze u o i, esempio figli, figlio, pace, pace. Il femminile termina in a o i, esempio addeva, addevi. Il plurale di entrambi i generi termina il più delle volte in i. Da notare parecchi nomi maschili che al plurale prendono la desinenza in a. Un po' come il nominativo neutro plurale del latino. L'uiridu, irida. Udappidu, idappida. E per ora esempio, ecco qualche altro nome. scusami se interrompo. Sì. Per esempio, che so, ci sono nomi che terminano in U, al plurale possono terminare pure in A. Per esempio, i lupi, sarebbe il lupo, i lupa o i lupi. Lo diciamo, io penso che sia in quel caso accettato, non lo so. Sì, perché il lupo ha lupa, un lupo ha lupa. No, anche i lupa, no? Al maschile, Al plurale, al plurale, i lupi, i lupa. i lupa, sì. Oppure i lupi. Il termine giusto sarebbe i lupi, perché il Esatto, plurale, esatto. però io noto che molto è usato questa forma di con la penale al plurale, il plurale fatto con la penale. Ma tipo lo stesso Ubrazzu, Non so se a Ibrazza. Messina lo usate. Capito? Tipo ad esempio anche Ubrazzu, Ibrazza. Un braccio. Ecco, perfetto, Urazzo i Brazza. Bravo, perfetto. Dovrebbe essere i Brazzi. No, Invece, invece porta Brazza. però è molto più comunicato, diciamo i Brazza. Noi diciamo che i Brazza, usiamo la B invece della B. I braccia, Ma sì, anche noi. anche i nomi maschili terminanti in i hanno il plurale in a, tipo professori, professora, Sì, sì. i paciuni, upaciuni, paciuna, umuluni, muluna. Brevissimo, perfetto. Appunto dico, Capito? Sì, ci sono. Come hai detto tu, che finiscono al singolare in u e il plurale in a, tipo picciriddu, i picciridda. non sempre. I No, picciriddi. Noi diciamo i Non è picciriddi, per sempre, però esempio. ci sono cose che fanno eccezione. Io dico, adesso un nome così semplice, dico per dire, parlato o lupo, i lupa. Comunque, l'importante allora, Arravani lupa, non è che diciamo arravani lupi la nel cosa gergo. è alquanto, perché ci sono regole, cose, è alquanto complicata, Complicato. comunque due molto cose sono complicata. sicure, che al plurale e al singolare non ci sono nomi che finiscono in o. Mm. Al plurale non ci sono nomi che finiscono in e. E credo manco al singolare. Manco No, al no, nel singolare. singolare non esiste. In In e e in siciliano o, quindi non le pare mai vocali averlo sono incontrato. 5 nel siciliano, sempre 5 e poi c'è la semivocale J. Esatto. Però le desinenze dei nomi non finiscono mai in e in o.
Questo ce lo dobbiamo ricordare, perché quando scriviamo che a singolare, cioè dire anche a singolare, ci sono nomi che hanno il plurale e il singolare ni. Che so, ecco, un cane. Non diciamo ucano, ucani. Cioè dire anche al singolare ferisce ni. Certo, però io sto dicendo che non ci sono sicuramente i ne e i no. Bene. Questo qua, questo dobbiamo, noi quando scriviamo una poesia la riguardiamo, se abbiamo scritto qualcosa che finisce in ne o in no, dobbiamo Quello è errore, logicamente, mettere quello da segnare da errore. o l'altra vocale capito? Questo qua. Sì. Perfetto, questo E niente. chiarissimo, chiarissimo. Penso, insomma, poi abbiamo visto i diminutivi, i vezzeggiativi, accrescitivi, questi qua li abbiamo visto, Canuzzu, cioè, Esatto. penso che non ci sia altro da dire, non lo so. Cosa volete aggiungere? Avete domande? Tu, Domenico, hai fatto qualche ricerca che vuoi leggere? Vuoi dire qualcosa tu? No, io ho fatto, cioè, ma in fondo è quello che hai detto tu, che stiamo dicendo. Cioè, ho fatto queste riflessioni praticamente, ma siamo là. E io invece, non so, io l'altra volta non sono potuto esserci per l'articolo, che questo è molto importante. Se il mio dubbio, perché trovo spesso che l'articolo indeterminativo è uno e una, e talvolta però trovo che è usato nu e na invece di uno, nu e na, perché se fosse uno, una, dovremmo scrivere, se togliendo la U, per esempio, per dire una rosa, una rosa, invece di non è una, è na. Allora, o se una dovrebbe mettere l'apostrofino davanti. Sì, si deve mettere la vicenda. Se una, se invece è na, gli articoli indeterminativi sono nu e na. No, non esiste. Purtroppo fanno cadere in questo errore tutti coloro che non usano gli apicetti. Per questo è importante metterli sempre. Ci sono molti autori che non mettono gli apicetti perché dicono che vogliono semplificare, ma è sbagliato perché confondono assai. Perché io sono per dire che deve mettere che uno e una, e quindi mette l'apicetto davanti. L'articolo indeterminativo singolare femminile è solo una, na non esiste. Si scrive e quindi se manca la usa, uno dice una rosa, cioè mette l'apicetto davanti. Deve mettere l'apicetto. Brava, deve mettere l'apicetto. Questo volevo sapere per sapermi regolare anche. Poi un'altra regola per mettere l'apicetto, che sarebbe l'apocope, quello iniziale, FGH, no, è la feresi, FGH, è la feresi, quella iniziale è la feresi. Un'altra regola, quando tu lo digiti al computer, non devi mettere il primo, perché il primo te lo mette con la parte convessa a sinistra, tu invece lo devi mettere con la parte convessa a destra, quindi tu ne devi mettere uno, subito dopo un altro, scrivi il nome e poi elimini il primo apicetto, di modo che ti viene, allora seguitemi. Fai il disegnino. Non ho capito questo passo. Allora, va messo all'inizio, partendo con un articolo, dice tu, con un articolo indeterminativo, se deve mettere per intero uno o una. Questo mi stai dicendo? Girato a sinistra. Allora, ho tagliato quello sbagliato, vedete? Ah, ecco, sì, sì. Capito? Quindi girato a destra, no a sinistra. Tu ora non so se vedi al contrario di come vedo io. Io non lo vedo qua. Io lo vedo, quello che hai cancellato è a destra. Ecco. Quello sì, che vabbè. è a sinistra. Perché tante volte io quando devo fare l'antologia mi devo mettere a pigliare tutti sti accenti e a rifarli tutti. Comunque a sinistra, girato a sinistra. Girato a sinistra. Allora, aspetta, lo scrivo qua nella chat. Lo scrivo giusto. Allora, aspetta però.
Allora io lo scrivo 2 volte e poi cancello il primo. Così. Aspetta che qua mi si è aperto. Ecco qua. Non so come lo vedete voi. Forse però il tipo di carattere qua non lo evidenzia in questa chat. E aspetta, lo scrivo nella chat del seminario. Vabbè, ma credo che in queste chat qua non scrive come Word, purtroppo. Esatto, infatti. No, non scrive come Word, non si capisce. Qua non lo fa a curva, lo fa dritto, quindi non riusciamo a capire. Quando voi scrivete con il carattere del computer, poi ve lo faccio vedere, magari qualche momento, non lo so, lo copio in Word e ve l'appiccico nella cosa del seminario. Va bene. Va bene? Sì, io- Tutto qua. E quindi tu dicevi, questo ha fatto degli articoli. Gli articoli sempre come la regola come in italiano, davanti a nome femminile si apostrofano, davanti a nome maschile no. E poi l'articolo determinativo singolare maschile è un, non esiste uno, perché uno sarebbe il numero uno. Uno, esatto. Capito? Si è confuso perché negli altri dialetti, tipo il napoletano, nel napoletano un si sa uno, negli altri dialetti delle altre Quindi regioni. praticamente se scriviamo un amico, sarebbe un amico, no? Un amico, dovremmo mettere l'apicetto davanti. Se Allora, un amico, essendo amico maschile, si fa Non si apostrofa. un amico. Se tu vuoi levare la U di un, devi mettere la Mette l'apicetto, va bene, l'apicetto, perfetto. capito? D'accordo. E resta la N, solo la N, capito? Perfetto, con l'apicetto. Un amico, vabbè. E non si E dovrebbe... poi come si fa a confondere un'amica? Allora, Una è lo stesso, cioè dire, un'amica. l'articolo femminile è una, quello maschile è un, Esatto. quello femminile è una, quindi c'è la vocale. se Capito? uno vuole scrivere un'amica, va a scrivere apicetto, e vuole scrivere un'amica, deve mettere apicetto davanti e dopo, prima e dopo. Sì, prima sì. e dopo. Ho capito, ho capito. Perché l'apostrofi? Perché amiche è Diventa femminile. un'amica, no? Un'amica, sì, ho Un'amica. capito, ho capito. Ok. Quindi si deve mettere davanti e di dietro. Sì. Ho capito. Mhm. E Prima comunque e poi praticamente, io va. avevo fatto un riassuntino dell'articolo. Aspetta che lo prendo. C'è nella scheda che hai mandato. Io ce l'ho qua nel computer. Allora, seminario. Nel PDF che hai mandato c'è. Il quaderno siciliano, là c'è tutto, come l'hai scritto tu. Sì, lo sto cercando io al computer. Allora, tu l'hai letto, Domenico? Allora, articoli indeterminativi. In lingua siciliana esistono 2 articoli indeterminativi, un e una. In un sarebbe meglio evitare la feresi per non creare confusioni con la preposizione semplice in, perché se tu metti la feresi poi non sai se era un o se è in, capito? Giusto, vabbè. Inoltre l'esigenza di non scrivere la U non è per tutti. Anche nel messinese non si ha l'annullamento totale della U. Infatti a Messina prendi un coltello, si dice piglia un cudeddo. Un cudeddo. Invece in altre province, non so se nel palermitano, ci potrà dire Angelo, magari dicono... Ma piglia cutello è generico, scusami, piglia cutello è generico, ma piglia un cutello diventa piglia un cutello. Un cutello, ma ci sono La N si deve mettere. La U noi nel messinese la facciamo sentire, ma a che so, nel catanese, nel palermitano, nel siracusano, in altre province, magari dicono piglia un cutello,
No, oppure piglia nucuteggio, nucu. Nucuteddo è sbagliato. Nucuteddo, vabbè. L'articolo no non esiste. Ma lo Infatti, dice, Per dire nucuteggio. ho che diventa uno, in quel caso diventa uno. Esatto. Sì, però Scusa, Vito Lumia, cioè l'indeterminativo scrive anche che non ha, nu al maschile e na al femminile. E come fa nacuteggio? Na è Per dire, una. invece di un e una, lo fa nu e na. No, Ecco, no, in quel no, caso, no, e però dice di non mettere l'apostrofino, ecco, la avevo messo davanti. Di non allora, metterlo. io ho qua il Vito Lumia, la nostra grammatica siciliana, e dice così: attenzione, è meglio evitare la feresi di un, tutti li vogliono, Ecco. si ne può fare a meno, e quando tale uso può creare confusioni con aferesi di in preposizione semplice, è quello che ho detto io. Che se noi ci mettiamo l'apicetto si può confondere con in preposizione. Bravo, perfetto. Poi dice sono questi dubbi praticamente che ma lui lo dice na non sia feresa perché la caduta della U difatti na di una si considera ormai definitiva, perciò non è più soggetta da feresi, e lui sbaglia. Vito Lumia sbaglia, perché non mettendo la feresi si fa quella confusione che c'è chi pensa che esiste l'articolo una e l'articolo na. No, perché è sempre una. Poi, attenzione, è meglio evitare l'articolo no, di lui italiano uno, che viene di lui latino unus, sicilianizzato uno, immenso della caduta della S e aferesato no. Non solo perché è usato in tale lingua napoletana, ma pure perché viene usato veramente in tale lingua siciliana e solo in sperduti zone linguistiche della Sicilia in forma chiaramente vernacolari. Qui Vito Lumia sbaglia pure, perché lui non lo deve dire evitare l'articolo no, evitare. È sbagliato, non esiste. Infatti lui lo dice, perché uno esiste nel dialetto napoletano e in dialetti vernacolari. Quindi, siccome noi stiamo studiando la lingua siciliana, è inutile che ne mettiamo a parlare di dialetti come si scrive il vernacolo, perché nel vernacolo, siccome nel vernacolo si è trasformato in no, e magari nel vernacolo si scrive no, ma nella lingua non esiste. Nella lingua siciliana gli articoli sono solo un e una e basta. Quindi eventualmente la porge, l'accentino, l'apostrofino, come dire, ha una, nel caso della un'amica, per esempio, un'amica. Quello che hai detto tu si può fare, però il secondo si deve mettere non davanti. Se uno non scrive poesie in metrica e non ha bisogno di mettere gli apicetti, è sempre bene scrivere per esteso un e una, anche perché tu quando poi leggi, se tu un o una lo vuoi pronunziare na, lo puoi fare, capito? Perché quando è una lingua, la lingua si può scrivere in un modo e si può pronunciare in un'altra. L'importante è che tu la scrivi correttamente. Un'amica, allora, un'amica. C'è, sì. Un'amica. Amica, mette l'apostrofo soltanto a destra. Come il discorso, come la frase. Giudizza un'amica, giudizza un'amica, dipende come lo vuoi pronunziare, in base alla lunghezza, alla musicalità, come ti viene. Però l'importante secondo me è scriverlo sempre per esteso, senza apicetti. Un e una. Quindi scrivere un amico, un'amica. Una amica, oppure un apostrofo amica. Esatto. Anche in italiano a volte noi scriviamo una amica senza apostrofarlo. Esatto, infatti. Vabbè, figlioli, ho perso la voce. Va bene. Chiarimenti? Niente, va benissimo. Questo avevi fatto qualche relazione scritta tu, Domenico? No, soltanto ho fatto delle riflessioni un pochino
Ho capito. Mi sono poi soffermato anche su questo articolo che io non c'ero stato la volta scorsa, non c'ero, ero fuori paese Sì, e quindi mi era vediamo sfuggita una cosa cosa avevo importante, scritto io praticamente qua che era questa qua, dell'articolo. di chiarire l'apicetto con Allora, l'articolo indeterminativo. allora, per l'articoli io avevo fatto così a suo tempo, nel 2017, articoli determinativi. In lingua siciliana gli articoli determinativi sono 3, la, lu, li. Vanno evitate le forme aferesate a, u, i, poiché sono forme vernacole. Gli articoli sono apostrofabili, ma se la parola che segue inizia per im o in tal caso l'articolo va scritto per intero e si elide la vocale iniziale del nome seguente, tipo l'imprisi, capito? Le imprese. Li imprisi, si leva la i di imprisi, quindi fa Le li. imprese, no? È apostrofo però, no? Quando il nome inizia per im o in, è meglio mettere l'articolo per intero e aferesare a poco pare il nome che viene dopo. Il nome. A meno che non vi ricada l'accento e pertanto si apostrofa l'articolo, tipo l'innagu, perché innagu ha l'accento sulla prima vocale e quindi non si elide la vocale di innagu, ma si apostrofa l'articolo. Lì, E come dicevo, gli articoli indeterminativi, nella lingua siciliana esistono 2 articoli indeterminativi, un e una. In un sarebbe meglio evitare la feresi per non creare confusioni con la preposizione semplice in. Inoltre l'esigenza di non scrivere la U non è per tutti. Anche nel messinese non si ha l'annullamento totale della U, infatti a Messina prendi un coltello si dice piglia un cutello. Non esistendo nella lingua siciliana uno, in quanto tipico del napoletano, abbiamo invece una. Il fatto che comunemente venga pronunziato na non dà giustificazione valida per l'abolizione della facetta della feresi, na. La scrittura non dovrebbe essere influenzata dalla parlata a meno che non si abbiano modifiche di accrescimento del linguaggio stesso. Tutto qua. benissimo. Io penso Pare che sia chiaro, no? se noi ci stiamo avvicinando al siciliano, se noi ce lo facciamo più schematiche possibile le regole, riusciamo a ricordarle meglio. Quindi tutte queste cose, soprattutto Vito Lumia che è troppo lungo, cioè ora io li vedrò un po' tutti, vediamo un po' e faccio di nuovo una sintesi. Volevo capire il fatto del neutro e non neutro, però che non si è capito. Se esistono i nomi neutri Una in cosa siciliano breve oppure no. per questi punti, Aspetta, diciamo più proviamo a importanti, interrogare no? Quello dell'uso l'intelligenza dell'articolo, artificiale. queste cose. Proviamo a interrogare l'intelligenza artificiale. Esistono i nomi neutri nel siciliano? Punto interrogativo. Senti, qua non me lo dice. L'intelligenza del computer è a zero. L'intelligenza artificiale lo sa. Cosa? Nemmeno l'intelligenza artificiale lo sa. Nel computer non mi funziona l'intelligenza. Vediamo se mi funziona nel cellulare. Allora, nuova scheda. Esistono i nomi neutri nel siciliano. Ma poi mi piace che tutti mi parlano del siciliano e poi non si collega se non solo noi. Ma Così, nella lingua sempre. siciliana standard contemporanea non esiste una categoria grammaticale di nomi neutri separata. A differenza del latino da cui deriva, i nomi hanno generalmente solo 2 generi, maschile e femminile. Allora è vero che non esiste. E allora sapeva giusto. Chi è questo qua che ha scritto che c'erano i nomi neutri? Dove l'abbiamo letto? In quale libro? Non lo so. Forse in quello di Arturo Messina. Vabbè, vedrò. Quindi l'intelligenza artificiale mi dà ragione, tuttavia esistono delle interessanti eccezioni a residui storici, plurale in A, ecco, questa è una ricerca che avevo fatto, me la sto ricordando.
Una caratteristica peculiare del siciliano è che molti nomi maschili che in latino erano neutri formano il plurale in A e questo parlato ce l'ha Pierpaolo. Infatti io allora quando ho studiato sta cosa mi sono ricordata di come parla Pierpaolo in dialetto, perché lui è cresciuto da piccolino nella zona del Catanese, ascoltate, che in siciliano è tipicamente una desinenza femminile singolare invece del plurale maschile standard in I. Esempio, l'uovo maschile singolare, ha come plurale l'ova. Le uova formalmente femminile singolare nella desinenza, ma plurale nel senso. Questo fenomeno, molto comune in passato, è considerato un relitto della categoria del genere neutro latino. Quindi fanno questa eccezione i nomi che derivano dal neutro latino. Variazione dialettale. In alcune varietà dialettali più conservative, specialmente tra i parlanti più anziani, l'uso di queste forme plurali neutre è più diffuso e può configurare una vera e propria categoria di genere neutro, sebbene sia in via di scomparsa tra i giovani. Quindi, sebbene il sistema grammaticale moderno si basi su 2 soli generi, la storia linguistica del siciliano conserva tracce evidenti dell'antico genere neutro latino, in particolare nella formazione del plurale di alcuni nomi. Mi piace sto sunto. Sì. Ok. Non solo i neutri, anche nomi ci sono. E questa cosa l'avevamo detta, mi pare, leggendo. Ho visto addirittura, per esempio, un lupo, diciamo, che non è neutro, un lupo, che si può, al plurale si può dire anche lupa. Esatto. Armani lupa, lo diciamo. Però un plurale di linomi 69, io mi ricordo. Lupi, i Scusate lupi. un attimo, io mi ricordo che Però sono meglio lupa, perché usiamo questo. 69, I lupi, ecco, sì, meglio forse i lupi. il plurale dei nomi, avevo fatto io sui nomi 2 tavole, la seconda tavola, la tavola quinta che non l'avevo letta. Il plurale dei nomi femminili in A o in I è soltanto in I. La casa li casi, la maci li maci. Dei nomi nu resta invece invariato, la soru li soru. Il plurale dei nomi maschili nu o in I può essere sia in I che in A. L'arvulo, l'arvuli, Ecco, perfetto. Giusto, va bene. Lupaci, li baci, gli scarpuni, li scarpuna, l'umuraturi, li muratura, bla bla bla. In verità, quantunque nella loro maggioranza i nomi o sostantivi maschili hanno la desinenza in I, avviene anche che vogliono in A, come i nomi che denotano frutta o altre entità inanimate, quali parti del corpo, braccia o quelli che continuano i tipi latini in ora, corpora, tempora. I 2 tipi di desinenza continuano probabilmente neutri latini, mi ricordavo, rispettivamente della seconda e terza declinazione, il plurale di homo e homini. Va bene. Vabbè. Non si dice l'omi, si dice l'uomine. Uomini, esatto. Vabbè, ragazzi. Sì, vabbè. Il prossimo incontro qual è? Il prossimo incontro, aspetta, avevo foglie. Aspetta che mi accendo la luce. Il prossimo incontro forse il 1° dicembre qua in sede. Come sapete il caffè letterario non sarà il caffè Avignone perché il signor Rizzo ci ha comunicato che avrà il burraco. Quindi gli serve il salone per il burraco a dicembre e ci ha aspettati, quindi saremo in sede. Io volevo dare la parola ad Antonella Colonna Vilasi anche per un saluto, l'11 dicembre. conoscerci. Sì, buonasera a tutti, io sono un'appassionata di lingua italiana perché ho studiato in Sicilia, non sono nata in Sicilia ma ho studiato in Sicilia, quindi diciamo ho assorbito quella che è la cultura e soprattutto la lingua siciliana. Io scrivo in siciliano, soprattutto poesie, solo poesie, e quindi partecipo ai vostri incontri perché appunto mi interessano, mi piacciono. Tutto qua. Ci fa piacere. E poi ora noi stiamo registrando, metterò la registrazione su YouTube così avrai modo di ascoltarla dall'inizio, perché ho visto che ti sei collegata un pochino dopo.
Va bene, quindi penso il prossimo incontro è il 1° dicembre, qua in sede, in presenza, d'accordo? Poi man mano vi aggiornerò sul prosieguo. Ci sono domande, altre cose che volete dire? No, va bene, per Va me è bene stato sufficiente. Oddio, va bene così. Allora, queste discorsi che arriva Mario che sarebbe interminabile, ma dico la sostanza l'abbiamo trattata, va. sì, Interessante la cricopa. dobbiamo fare questa ricerca, una Io ricerca. l'ho fatta già. Allora, tu, Antonella, di dove sei? Dove abiti? Io abito nella regione Lazio, Quindi però Roma. sì, mi sono laureata in Sicilia, ho studiato in Sicilia e Allora, quindi nel dialetto romanesco noi ci chiedevamo l'albicocca, come lo dite nel dialetto romanesco? Il frutto albicocca. ma io so che io conosco la parola apricoca. Noi in siciliano, pricopa, sì, però ora siccome nasceva il confronto, Hai visto Pricopa? Ma Non lo si so. dice noi anche generalmente scritto diciamo pricopa, ma nasceva il confronto con Caterina, ad esempio, che è della zona di Giampilieri, che lei dice cricopa. E cricopa. io l'ho cercato e c'è cricopa come prima. E abbiamo trovato anche su internet che esce anche cricopa, quindi Cricopa. ora ci chiedevamo l'origine etimologica, se era col pri o col cri. Da dire che nel palermitano, infatti Angelo che è di Palermo dice no con la testa, loro dicono pircopu, Ma c'è l'albero di anche nella pircopu. ricerca che ho fatto Poi dice io. per Ci copo, sono diversi modi. noi qua fra coco. Lui è Fra. della zona di Sinagra, quindi è la via di mezzo, diciamo, tra noi e Palermo. Boh, faremo questa ricerca Sì, perché vabbè, vedo ma ora secondo ma voi non so. cioè tu sai Pricopa perché lo sai dal siciliano, ma nel romanesco Non lo so. no, Io non sono di Roma. Non il dialetto diciamo della tua regione non lo è conosco. brutta sta Perché ho cosa. studiato Speriamo. Ma lei ha detto che non è di Roma. No, io non sono di Roma, Lei no. è del Ho Lazio, ha studiato in detto, Sicilia. però immagino nel Lazio si parlerà anche qualche dialetto, anche se non è di Roma. Sì, ma non lo conosco. Quindi, vedi, va bene, ok. Da Napoli in su italiano si parla e basta. Da Roma in su, non so. No, vabbè, ma ci No, sono, no, ci in sono, questa ci sono Vabbè, le sede ogni persone regione ha il che suo dialetto. è come Io da noi pure in Sicilia, c'è chi il siciliano non lo conosce, abbiamo avuto poeti che scrivono solo in italiano e in siciliano no, perché non lo conoscono. Tanti da bambini hanno parlato solo in italiano, anche della nostra sì, epoca. Quindi in Flavia, da base. quando io ricordo da quando i programmi scolastici fu messo come obbligo, cioè dire bisognava evitare proprio i dialetti, per esatto. evitare Sì, ma i questo è nato solecismi e con gli l'unità idiotismi, d'Italia. praticamente ricordo i È programmi del nato. 55. Io mi ricordo che a scuola ci punivano se dicevamo una parola in Bravo, siciliano, si esatto. puniva e Prima si era sbalzava una così, parola in ora siciliano. non più. Poi le Quando mamme, appena che i figli dicevano che dovevano parlare italiano, appena che i figli dicevano una parola in siciliano, Ma c'era uno perché era un scappetto, volere nazionale una questo qua? punizione. Perché Esatto. con Io mi l'unità ricordo a d'Italia scuola, si cercava di unificare anche il linguaggio di tutto il popolo, perché noi del esatto, Regno delle Due Sicilie parlavamo il siciliano, anche negli atti pubblici si usava il siciliano. esatto. Quindi loro Io per eliminare ricordo questo hanno obbligato gli studenti a scuola a parlare solo in italiano. a Capito? me, io andavo a Sì. Don Bosco e mi babbiavano tutte, diciamo così, mi babbiavano tutte. E io ho sofferto per questo, perché mi babbiavano e mi evitavano anche, perché certe parole non mi Ma uscivano poi in soprattutto italiano. se si veniva da una zona di paese, soprattutto Esatto, per quello, perché poi c'era questa discriminazione tra cittadino e paesano. brava, Ma esatto. io per esempio, io che ho sempre abitato nel cuore della città, a 2 passi dal centro, io in famiglia ho sempre parlato in dialetto e continuo a parlare il dialetto. Sì, Anch'io. ma
di più ha resistito, il dialetto resiste in più diciamo, nelle campagne e nei paesi e nei piccoli paesi di più, perché si va sempre a italianizzare, ripeto, sempre per la questione. No, io No, non io sono parlo sempre in d'accordo. siciliano a Perché io, per casa. esempio, nella famiglia da parte di mio padre non ce n'era, abitavamo tutti in città e parlavamo tutti il E dialetto. parlavamo in siciliano. Cioè, non Sì. era questione di paese o non paese, secondo me. Nel paese, invece, la questione è un'altra, che nel paese era più vernacolo, cioè più antico, un dialetto più antico, capito? Con dei termini Sì, sì. che magari noi in città, per noi erano desueti, che non si conoscevano più. Ma via, vede, la lingua siciliana, come tutte le lingue, si evolvono sempre, hanno questo. Perché noi se parliamo la lingua siciliana, si partì col corsicano, poi la convivenza con i greci, 800 anni circa, Ma perché e quindi si è li abbiamo... arricchite delle parole greche, non so, si sono mescolate, si sono magari Va bene, la poi ci parola sono si stati è pure quelli, ci sono stati pure cambiata, quelli che insomma, in un certo qual modo. l'hanno Poi con i italianizzato. latini, a 1000 anni questo con i volevo dire romani, io. e quindi queste parole via via, la lingua si evolve, non è che. Sì, Ora, però per forse il Ascolta, esempio, siciliano, cioè se parlasse qua in siciliano a contatto con la lingua italiana, logicamente spesso ci sono parole che sono siciliane italianizzate, cioè che vengono dall'italiano. italianizzati. perché O essendo forse Allora, noi è un'altra cosa, bilingue, cioè dire che la lingua italiana veniva perché l'italiano in gran parte è fatto dalla lingua siciliana, cioè, e quindi già veniva dal siciliano. E noi la consideriamo, non so, tante parole, dici, ma queste parole sono italiane o sicilianizzate, ecco. Io non so, per noi, è Ma possibile. per l'italiano non è noi, per nato col esempio, volgare? per noi che siamo bilingue, che da bambini abbiamo imparato senza studiare la grammatica sia l'italiano che il dialetto, perché noi da bambini Esatto. fino a 3-4 anni, quando abbiamo incominciato a parlare, prima di leggere e scrivere, noi sapevamo sia il dialetto, almeno io, che l'italiano. Sì, Cioè, sì, quindi noi anche siamo qua un sicuramente. popolo bilingue. Chi in età prescolare le lingue, cioè c'è chi conosce solo l'italiano e allora è monolingue. Noi che ne conoscevamo due, il dialetto e italiano, Esatto. siciliano e italiano, siamo bilingue. Il Esatto. nostro siciliano, conoscendo noi anche l'italiano, noi l'abbiamo modificato e reso più simile all'italiano. Per esempio, io faccio il paragone col dialetto che ho sentito parlare a mia suocera in paese, loro la forchetta la chiamavano, ma Bruschetta. non lo fanno più, brochetta, invece di forchetta, broccetta. Neanche una broccia. bruschetta, neanche bruschetta Io lo usiamo. a casa mia l'ho sempre intesa fucchetta. Esatto, Fucchetta pure noi. Sì. Bruschetta Che è già, ecco. molto più simile a forchetta, capito? Esatto. Quindi il nostro dialetto si è, diciamo, modificato più simile all'italiano. Questo ti volevo dire, che le lingue via via subiscono questo, così come la lingua italiana sta subendo molto dall'inglese, dal francese Eh, stesso, ha subito. no, ma io sono contraria, cioè Anch'io. Pure io. usare tutti Io sono questi contrario. Ma termini. è un fatto, non so, è quasi naturale che ogni lingua via via si evolve a contatto con le altre Allora, lingue. io ho un problema con mia figlia, perché mia figlia purtroppo ha studiato lingue. Oggi a Eh, tavola parlava che l'ha contattato un tizio di un'agenzia, e dice perché dovevamo fare una call. Ci si scusa? Che dovevate fare? Cioè, io vado alle nuvole. In poche parole, voleva dire che dovevano fare una diretta telefonica, qualcosa del genere, perché call da telefono, no. Ma dico, ma parla in maniera che ci fai capire. Cioè, io Certo. capisco che tu conosci le lingue, ma tu parli con mia, cioè, parla la mia lingua. Appunto.
Infatti io con i miei figli parlo sempre in siciliano e loro mi sgridano: mamma, ma che cosa incudderie? Così mi dicono, che cosa incudderie? Non dicono incudderie un ente, dicono tu rispondi, è meglio che incontri pure tu Per come me. esempio, tu dici cudurivi, ma che mammucchi! No, Che non è no, lo stesso pure io dico significato. un cudderì, pure io dico un cudderì. Io che mammucchi. Però, sai, non è proprio la stessa cosa, perché incudderiare è incudderiare, tipo il brava, gomidolo. esatto, studiare. Incudderi È un gomidolo. mammucchiare. No, Imbrogliare, no, quello è incudderiare imbrogliare, viene non da è lo stesso imbrogliare. significato. Cuduria, girare, Cuduria è mugliare, appunto piglia, cudderiare. gira. Torcere, Ma torcere. mammugliare, imbrogliare. è imbrogliare, è diverso, non è lo stesso che No, incudderiare. chi mammugli, che confondi. No, imbrogli. No, Imbogliare. Allora, mammugliare che confondi. refrain. Allora, mammugli è un mischiare, ma se tu Mugliare. scusami, fammi finire. Se tu incuderi un gomitolo di lana, ok? Tu prendi il filo e fai il gomitolo. Quello è un riordinare, non è un mammugliare, quindi è Un l'opposto. mugliare, moglie. Vedi, già tra di noi c'è questa incomprensione, perché io dico moglia Allora, stava scusa, l'incomprensione a questo punto è in italiano. Ti parlo in italiano. Quando tu... Scusate, e non dici in condoria o moglia. Quando tu incuderi un gomitolo, tu lo avvolgi, avvolgere, quando tu fai, Condoriare, anziché avvolgere, lasciare il filo Ma dipanato, guarda che tu è lo lo stesso avvolgi, significato. quando tu lo avvolgi nel gomitolo, lo riordini, fai in modo che essendo gomitolo non si incuderia, non si mammuglia. Ok? Quindi quando Ascoltami, incuderi, ammoggi, giri. Io così do pure il significato. e allora... Vabbè, Ammoggi è una cosa, mammugli è nausa. mammugli, ecco No. che invece di ammoggiare, di girare, di cuduriare, un mischio, mischiare. No, Ma non Ma quello che Caterina, voglio dire spiegalo tu, ma come quello si che ho mischia? voluto dire io è che io parlo un linguaggio che non si guarda che capisce. già che confusione di un paio di metri di strada. Perciò che dove andiamo? Allora, io sono cresciuta nella zona del Muricello. Mio padre è nato a Piazza Cairoli. Tu sei Cammarota, io a Camaro mi Certo. sono trasferita a 13 anni, quindi già ero formata. Ma senti Flavia, poco fa hai detto il ditale, parlavi delle dita, no? Totale. Idra. Noi, da dove abitavo io, a Camaro Superiore, un paio di metri di strada, io dicevo i radali, loro dicevano i detali. Sì. Già ti parlo di un paio di metri di strada. Perciò ce ne sono miscugli di Ma io ho detto parole. questa parola oggi, non mi pare. Da poco fa hai parlato delle dita. Non mi ricordo. Non mi ricordo Sì, a proposito Forse ho letto qualche esempio dal libro. esatto. Idda. Idra. Vabbè, ma io ho letto il libro è scritto da autori non messinesi, quindi. Idra. C'è chi dice idra, c'è chi dice irta. Vabbè. Io dico irta. Noi usiamo ideta, a D. C'è uno che usa una R, ireta. Irta. Tu dici ireta, Ma pure ireta. nel ragusano noi diciamo D e I dicono RI. Esatto. Quindi. Insomma, c'è un miscuglio. Vabbè, appunto, poi bisogna vedere. No, voi l'avete italianizzato dalle dita, i detali, i retali e il peggio. Io l'ho letto da questi libri, non noi. Sì. Noi non c'entriamo. Io l'ho letto. No, però tu dici idra. Sì, è capitato che io dico anche ideda o irda, a secondo come mi viene, come mi esce.
Non lo so. A secondo un picciretto come Italiano Zambo. Prende a scuola una volta un bambino, mi voleva parlare in italiano e mi fa: maestra, mi ha mescato. Esatto, Gli hanno dato botte, mescato. Per essere un'altra lingua dialettale ancora. No, noi diciamo mommescua. Mi ha mescato. Lui me lo Così, stava pure dicendo in anche qua italiano. mescare si dice, usiamo anche qua pure. Mescare. Mescau, l'ha Cioè, italianizzato, mi ha picchiato, ecco. Ma noi diciamo pure mommescua. Invece nella Ma non zona in italiano, il bambino me l'ha detto in italiano, mescato. nella zona di Sant'Agata Militello si dice pure Tompoliari. Anche. Sì. Tempoliare, vabbè, tempoliare per dice, ti piglia a mascate, temporata. Diciamo uno schiaffo, chiamiamo temporata. Da temporata a tempoliare, da temporio. Ti piglia a mascate, ecco. Buonasera, Antonella ci saluta. Buonasera. Ah, ok. Ciao. Ciao, Sì, Antonella. ora stacchiamo. Buonasera. Va bene, dai. È stata una bella chiacchierata. Esatto. Alla prossima. Grazie Ciao per a la vostra tutti, grazie. partecipazione. Ci vediamo la prossima volta. Alla prossima. Grazie. Vabbè. Ciao, Interessante. ti salutiamo anche noi. Ok. Grazie, complimenti Flavia, grazie tante. Grazie a voi. Buona serata. Ce ne siamo andati tutti. Ok, ciao ciao. Ciao, Aspetta, ciao. aspetta, devo staccare la registrazione prima che scompare.